torre per G3, punto esclamativo, e ora dopo re F2 o re H2, alfiere per H5, F8 donna, la torre che ha preso in G3 torna a difendere il re, l'attacco è finito. E il nero ha pezzo e pedone in più e vince la partita. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Buongiorno a tutti, eccoci qui a vedere un nuovo turno del Norway Chess che anche stavolta ci ha dato emozioni impressionanti. Per esempio, la partita forse tecnicamente più bella è stata la partita tra Carlsen e Ghiri, dove c'è stato proprio un cambio di paradigma, cioè Carlsen ha fatto vedere in modo innovativo anche rispetto a partite precedenti che a volte la donna può valere di più rispetto a due torri, ma questa è tutta un'altra storia, perché vediamo qualcosa di più spettacolare, la lotta tra i capoclassifica, magari non tecnicamente così elevata come la partita del campione del mondo, ma in questo momento una sfida all'ultimo sangue avvincente conclusasi nell'Armageddon tra due grandissimi giocatori, Weasley So, che ha appena battuto Carlsen in questo torneo nell'Armageddon, e Anand, che sta liderando il torneo con importanti vittorie, ha vinto una partita spettacolare contro Topalov con un sacrificio di lungo termine. Ecco, questi due giocatori fortissimi e in formissima si sfidavano. La prima partita, la partita classica, è terminata in parità, una patta combattutissima, ma entrambi sapevano tutte le sottigliezze dell'apertura. Ecco che a questo punto i due giocatori si affrontano in un duello dove non può esserci un pareggio, dove dovrà esserci un vincitore. Ricordiamoci che nell'Armageddon, in caso di pareggio, il vincitore è il nero. Quindi Weasley So deve giocare il tutto per tutto e Carlsen deve o vincere o pareggiare per prendere il punto. Vediamo com'è andata la partita. C4, apertura inglese. A questo punto, dopo C4, Anand gioca C5, giocando in modo simmetrico, cavallo C3, cavallo C6, G3, G6. Non è male mantenere la simmetria per il nero, soprattutto se la patta per lui è in questo caso come una vittoria. Alfiere G2, alfiere G7, D3 e 6. A questo punto Anand rompe la simmetria facendo capire al bianco che magari, oltre che magari copiare con D6, il nero potrebbe anche preparare una D5, no? Per prendere più centro. Questo sistema è conosciuto come sistema Fischer e So toglie tutte le ambizioni del nero di occupare più centro impostando con i 4 il cosiddetto sistema Botvinnik. Quindi sistema Botvinnik del bianco contro sistema Fischer del nero. Il bianco ha un po' più di spazio, ma indebolisce un po' la casella in D4. Ricordiamoci che i giocatori stanno giocando con un tempo molto limitato, il bianco per compensare che ha un risultato in meno disponibile ha più tempo, di solito è 5 minuti contro 4 senza incremento, tiene proprio una lotta all'ultimo sangue. Cavallo E7, cavallo E2, arrocco corto, B6. A questo punto il nero, visto che ha giocato E6, no? Questo alfiere non ha grandi prospettive nella diagonale C8H3, gioca B6 per svilupparlo in fianchetto. Il bianco gioca A3 per far capire il nero che il bianco potrebbe volersi espandere con torre B1 e B4, D6, torre B1, cavallo D4, occupando appunto l'avamposto, no? Indebolito dal bianco con la spinta in E4. B4, cavallo EC6, alfiere E3, alfiere D7. Questa mossa in realtà è un pochino strana, forse si imponeva alfiere B7,
Che tanto è vero che si crea un attacco raggi X, ma l'idea del nero comunque dopo B per C è giocare D per C. Così che, non so, il nero avrebbe potuto giocare alfiere B7, donna D7, torre B8, D8, F5, cercare un buon controgioco e notare che i due alfieri si contrappongono. Alfiere D7 è un pochino più strana. Ecco, a questo punto, sto gioca forse una mossa un po' imprecisa, donna D2. Ci sta, l'idea è molto diretta. Donna D2 vuole preparare uno sfianchettamento per indebolire il re nero e creare un attacco a tutti i costi. Notiamo che questa è una partita blitz, una partita dove non va bene la patta, il bianco deve giocare in modo iperaggressivo e magari non ha il tempo e la voglia di soffermarsi ad analizzare sottigliezze, anche perché se si spendono 1 o 2 minuti per analizzare sottigliezze qui poi si perde il tempo. Qua probabilmente la mossa, l'unica mossa che è stata giocata in partita con risultati cattivi per il bianco è F4. Ma la mossa secondo me più forte è B5, cioè la mossa secondo me più forte dopo aver controllato, dopo aver analizzato con dei computer forti per capire un po' le sottigliezze di questa apertura è B5, però che c'è da dire che entrambi i giocatori, essendo una partita blitz, si sono sorpresi a vicenda e poi non avevano il tempo di ricontrollare le loro analisi. Quindi probabilmente già qui, nonostante siamo solo alla mossa 13, di solito i giocatori d'elite sanno la teoria fino alla mossa so, 20-30, probabilmente stavano già giocando con le loro teste. Poi dopo B5 il nero è costretto ad abbandonare la casella in D4, oppure a cambiare in E2 per portare l'altro cavallo in D4, ma ora dopo cavallo per E2, cavallo D4, il bianco gioca cavallo per D4, punto esclamativo. Ora su C per D4 il bianco può ritirare l'alfiere e il nero ha un alfiere in G7 passivo chiuso al proprio pedone. Il bianco sta un po' meglio perché potrà iniziare un attacco sull'ala di donna volto ad aprire la colonna A. La torre si può andare in A1 e il bianco avrebbe un certo vantaggio, no? Perché il bianco spingerà in A5, magari porta la donna in attacco, raddoppia sull'A e deciderà su piacimento se cambiare in B6 ed entrare in A6. Se nero gioca alfiere per D4, ecco che allora il bianco gioca alfiere per D4, C per D4 e ora prima che il nero come in partita giochi E5 chiudendo l'alfiere in G2, E5, punto esclamativo, ove l'alfiere bianco sarà libero di operare lungo la grande diagonale. Ora si minaccia la qualità, nero sposta la torre, ecco e qua l'idea del bianco non era quella di guadagnare. L'idea del bianco non era quella di guadagnare un pedone che verrà recuperato, no? Ma l'idea del bianco è semplicemente aprire l'alfiere. E ora con questo alfiere attivo il bianco sta meglio. Per esempio il bianco potrebbe iniziare già un controgioco sull'ala di donna A4, in caso di donna B2, B8, non so, donna D2, su donna per D6. Si può proprio iniziare anche un gioco sull'ala di donna con torre A1, A5, entrate sulla colonna A e il bianco sta chiaramente meglio. Notare questo alfiere che gioca e per esempio impedisce al nero di lottare per la colonna A, eccetera. Il bianco avrà una grande iniziativa, i pedoni B6 o 7 potrebbero diventare deboli e le torri bianche potrebbero invadere le linee nemiche. Il bianco però non gioca B5, gioca donna D2 per sfianchettare, cavallo per E2, cavallo per E2, cavallo D4. Ecco, a questo punto il bianco continua questo piano di cambiare in E2 e poi sfianchettare, ma ora il nero, punto esclamativo, E5. Perché E5? Perché dopo che si cambieranno questi alfieri, alfiere per G7 e per G7, il bianco ha sì più spazio, potrà sì iniziare un attacco sull'ala di re ed avere più spazio, ma il bianco ha il cosiddetto alfiere cattivo, l'alfiere è bloccato dai propri pedoni che sono fissati su caselle del colore del proprio alfiere. Se questo alfiere fosse fuori dalla struttura, se si trovasse tipo in D5 sarebbe fantastico per il bianco, ma non è questo il caso. In caso di... Ah, e poi volevo dire che l'alfiere nero invece è buono, no? Perché i suoi pedoni non lo limitano. Quindi in caso di un finale, con solo l'alfiere cattivo, il bianco potrebbe anche andare a stare peggio. Ecco che quindi il bianco vuole attaccare e prendere spazio F4. Se il pedone non venisse fermato potrebbe addirittura spingersi in F6, quindi per poi creare minacce di matto. Il nero gioca F6, H4.
Wislisso deve cercare il tutto e per tutto, non sta meglio, ha un alfiere cattivo e deve vincere. Quindi non si può tornare indietro. Ecco che Anna cerca controgioco B5, punto esclamativo. Torre BC1, cercando di giocare in tutta la scacchiera, B per C. Ora a questo punto una scelta difficile perché D per C4 avrebbe sì una pericolosa maggioranza, ma darebbe al nero un pericoloso pedone passato. Questo pedone è fortissimo e per di più il nero potrebbe provare a giocare sulla colonna C e ad attaccare C4 che non è sostenuto come questo pedone. Il nero starebbe un pochino meglio anche se la situazione è molto complicata. Quindi so giocatore per C4 affinché questo pedone non sia passato ed è bloccato da D3. Ora è più difficile squilibrare, alfiere B5, questo alfiere è più forte che l'alfiere in G2, torre C2, alfiere A4, torre C1, torre C8. Tra l'altro al nero che va bene la patta non risulta diciamo dannoso cambiare i pezzi. Ora forse il bianco avrebbe potuto provare a tirar fuori l'alfiere, ma a questo punto forse il nero avrebbe potuto anche rinunciare a giocare con l'alfiere buono contro l'alfiere cattivo e semplicemente cambiare i pezzi. Perché il nero non deve vincere, il nero deve fare patta, poi si cambiano tutte le torri e patta. Patta, ovvero vittoria del nero. Quindi H5. A volte, anche se salgono nell'ala di donna, dobbiamo migliorare il pezzo cattivo, eccetera. La patta è come una sconfitta, dobbiamo avanzare, avanti tutta. H5, G per H5 perché? Perché questo pedone avrebbe potuto risultare fastidioso, per esempio se il pedone arriva in H6, che se viene catturato no, permette delle scoperte, questo pedone ronza intorno al re nero con minacce perenni anche nel lungo termine, quindi G per H5, alfiere F3 per provare ad attaccare il pedone H, il bianco spera di aprire la colonna H e creare un controgioco decisivo. Donna D7, donna H2 e Anand giocando bene cerca controgioco nell'ala di donna, prova a prendere la colonna C. Ora se si cambiassero le torri la donna nera sarebbe pronta a penetrare in C1 e in C3 con ottimo controgioco del nero. Torre F1, il bianco ha bisogno di pezzi per provare a cercare controgioco. Torre C3, punto esclamativo. Quindi interessante, probabilmente qua Anand sta meglio, sta già attaccando le debolezze del bianco, ma in questa posizione c'è moltissima varianza dei risultati, la patta è improbabile. Ed è ciò che vuole Weasley So. Weasley So vuole massimizzare le sue chance di vincere. Alfiere 2, alfiere B5, attaccando di 3. Ora una difesa passiva tipo torre F3 non porterebbe a nulla, perché il nero starebbe meglio, non so, difende F7, il bianco non ha piani. Quindi donna per H5 che sacrifica il pedone in D3. E Anand lo prende, Anand sta giocando benissimo finora. Anche Weasley So sta giocando, ha giocato un pochino peggio, ma perché ha giocato peggio? Perché sta rischiando, perché deve per forza vincere, quindi sta un po' esagerando, ma a volte la fortuna aiuta gli audaci. Ecco qua, a questo punto, trucco interessantissimo F per E5. Trucco in cui Anand non riesce a mantenere la freddezza. Allora, dopo F per E5, toccava ad Anand. Sembra che, allora, F per E5 sta minacciando per F6, così sembra che il nero debba semplicemente riprendere in E5. Ma in realtà riprendere in E5 perde e in nero Anand avrebbe avuto una mossa vincente. In partita è stata giocata l'incorretta D per E5, che permette al bianco di vincere. Qua davvero uno svarione, un errore, però difficilissimo da calcolare con poco tempo. Il nero avrebbe vinto con alfiere per E2, punto esclamativo, perché si prende l'alfiere e soprattutto si attacca la donna bianca, no? La donna bianca è attaccata e su donna per E2 i pezzi neri penetrano in attacco, torre per G3, donna H3. Diciamo che ha più senso per il bianco giocare e per F6 intermedia. A questo punto il re va in H8, non in G8, non in F8, qui diamo scacco, poi continuiamo l'attacco. Ma il re va in H8, non ci sono scacchi e qua il bianco perde. Per esempio, se il bianco giocasse donna per E2, torre per G3, a questo punto se il re va in H2 c'è subito matto, se il re va in H1 ci sarà matto in breve, su re F2 donna H3 e il nero ha una facile vittoria. Per esempio,
Se il bianco gioca la disperata, non so, su Re 1, torre 3 guadagniamo la donna. Su F7 possiamo vincere con torre G2. Il bianco è un passo dalla promozione con matto, ma qua abbiamo torre per E2, re per E2. Quel pedone sta promuovendo, ma il nero ha tante vittorie. Forse una delle vittorie più semplici potrebbe essere donna per F1. Poi c'era anche la deviazione del re dalla torre, ma cosa ne... Donna per F1, re per F1, re G7 qua. Il bianco sta per perdere questo pedone e il nero ha due pedoni passati, no? Cioè il nero spingerà i due pedoni, il bianco non potrà parare entrambi. Se il bianco va a prendere il pedone D, il nero vince con il pedone H, no? E appunto il re bianco non riesce a difendersi da tutto. Avanti il pedone che non viene attaccato. E poi il nero cattura F7 quando vuole. Quindi, in caso di... tornando indietro, dopo alfiere per E2 e per F6 re H8, donna per E2 non avrebbe funzionato. Penso che Anand si fosse spaventato per F7 che minaccia di promuovere. Effettivamente sembra che il nero perde, ma qua con un po' di calcolo il nero può vincere, perché allora se il nero prende la donna il bianco promuove con matto, ma qua il nero vinceva torre per G3 punto esclamativo, e ora dopo re F2 o re H2 alfiere per H5, F8 donna, la torre che ha preso in G3 torna a difendere il re, l'attacco è finito e il nero ha pezzo e pedoni in più e vince la partita. Quindi diciamo che Anand ha sbagliato il rigore finale, avrebbe potuto vincere questa partita, ma dopo D per E5, che sembra la mossa più solida, in realtà vince Weasley So con un magnifico attacco doppio. Donna F3, due punti esclamativi. Si attacca l'alfiere ed il pedone in F6. Ora, in caso di alfiere per E2 o una qualunque altra ritirata di alfiere, segue donna per F6 con attacco da matto, perché dopo re G8 segue donna F8 matto. Il nero gioca donna E6, alfiere per D3. A questo punto il bianco con un pezzo in più a vantaggio decisivo. Torre per A3. Notare che l'alfiere, tutti questi pedoni neri, il nero ha dei pedoni per il pezzo, ma tutti questi pedoni sono bloccati. Ora re G2, torre F2 senza fretta, alfiere C4, punto esclamativo, combinazione di semplificazione. Su donna per C4 si dà di nuovo matto, il nero non ci casca e cattura le donne, ma per l'effetto di questa combinazione che sono scomparsi dei pezzi, su torre per F2, re per F2 il bianco vince facilmente, perché va a catturare A6, poi il pedone B vince. Torre E3, alfiere F5, l'alfiere difende 4, il bianco si accinge ad attivare la torre, ad attaccare i pedoni nemici. Torre B3, torre A2, si cambiano questi pedoni e ora tutti i pedoni neri stanno per cadere. H7 per primo e il pedone D può sempre venire fermato in ogni momento. Per esempio qua si può prendere H7, poi fermare il pedone D e il bianco vince, alla lunga o alla corta anche. Torre B7, torre D6, bloccando il pedone, ora il bianco migliora il re. Il bianco può sempre vincere anche il finale cambiando le torri, ma il bianco migliora il re, il nero non può fare nulla perché se sposta il re in F7 cade H7, su re H6 cade F6, se il pedone si viene spinto cade, se la torre si attiva cade H7, quindi il bianco migliora la sua posizione, torre D8 e qua si minaccia alfiere 6 e praticamente matto, torre 7, alfiere G4 e qua Anand abbandona. Perché Anand abbandona? Perché se gioca una mossa qualsiasi di torre, alfiere 6 minaccia matto e si vince. Qua magari gioca H6, qua ci sono vari metodi vincenti, non so. Ma in realtà anche cambiare le torri vince, perché per esempio dopo D3 l'alfiere vince perché può perdere infiniti tempi, per esempio, non so, attacchiamo il pedone, mettiamo l'alfiere in E2, ora il nero passa, ora non so, vogliamo andare ad attaccare questo pedone, su re G7 aspettiamo, su H5 e H4 catturiamo H5, guadagniamo un pedone, quindi magari il nero continua ad aspettare, re F5, re F7, alfiere H5 scappa. Quindi l'alfiere da distanza controlla la promozione e contribuisce all'attacco, su re G7 e re 6 che qua è uno Zuzan. Il nero perde perché a differenza del bianco il nero finisce le mosse. Su D1 donna per D1, re G6 il bianco vince ancora aspettando con l'alfiere, per esempio, non so, alfiere G4, re G5, alfiere F5, un altro Zuzan.
Il nero deve muovere, se il nero muove il re, a questo punto dobbiamo stare un attimo attenti, perché se prendiamo in F6 e stallo, la potremmo dare, non so, scacco, re G5, re F7 con un altro Zuzvan. Il nero deve muovere, muove il re o muove il pedone, ok, lo catturiamo, re per F6, re per E5, ci rimane l'ultimo pedone che una volta promosso ci permette di vincere. Ovviamente Anand sapeva tutto questo e ha abbandonato prima. Una partita fantastica, grandissimo Weasley Son, grandissima forma, grandissimi tutti e due. Torneo sempre più avvincente, vediamo chi lo vincerà. Comunque questa partita fa vedere l'umanità, no, di questi giocatori che in condizioni estreme, no, con poco tempo, in blitz, con tutta la tensione, no, di dover vincere, anche loro possono commettere uno svarione, anziché Alfiere per E2 che chiude la partita, magari anche Anand che calcola benissimo con tanti questi pezzi attorno al suo re, il pedone che sta a promuovere, non ha potuto calcolare che torre per G3, alfiere per H5 vince. Davvero fantastica partita tecnicamente, umanamente. Speriamo di vederci presto con altri commenti di questo torneo. Alla prossima!